La gestione dell'assessorato comunale ai lavori pubblici ad Agrigento, le difficoltà, gli interventi e gli impegni in prospettiva. L'intervista a Gerlando Gibilaro, Davide Saglia. Di espansione, quindi quelli coinvolti dalle... Gerlando Gibilaro fa un resoconto dei suoi primi 4 mesi da assessore ai lavori pubblici, un impegno che clamorosamente potrebbe terminare anticipatamente. Un lavoro che lo stesso Gibilaro analizza partendo dalla situazione che ha avuto modo di constatare al momento del suo insediamento, per poi rendicontare ciò che fino ad ora è stato fatto. La situazione sicuramente che ho trovato non è una delle migliori e credo che questa... L'assessorato ai lavori pubblici di un comune è un assessorato di notevole rilevanza e prima come cittadino e come amministratore poi è chiaro che nella città di Agrigento mancano tantissimi servizi per poter definire questa città, paragonarla a quegli standard europei. Tantissimi sono stati gli atti di indirizzo predisposti dal mio ufficio, tesi ad esempio ad andare a urbanizzare quelle frazioni che oggi non hanno le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Un importante atto è stato anche quello dell'illuminazione pubblica, come lei ben sa è stato firmato un contratto con la Consip, una società per azioni dipendente dal Ministero delle Finanze e del Tesoro, che andrà a riqualificare tutto l'impianto della pubblica illuminazione nella città di Agrigento con l'impianto sarà a LED, ci saranno nuovi quadri, quindi risparmio energetico, in più vi è la possibilità di andare ad installare corpi illuminanti in quelle vie mancanti. La riqualificazione della pompa di sollevamento del viale Le Dune, il coinvolgimento dei privati nel ripristino del manto stradale e la banda larga sono alcuni degli obiettivi per i quali Gibilaro si reputa soddisfatto, ma per il futuro, come già detto in precedenza, non è certa la sua permanenza alla guida dell'assessorato ai lavori pubblici. I recenti sviluppi politici al comune di Agrigento a breve porteranno ad un rimpasto in giunta, un rimpasto che potrebbe essere accelerato dalle dimissioni di Gibilaro, che su questa possibile ipotesi interviene così. Credo che se nei prossimi giorni non si predispone il bilancio di previsione, non si mette il Consiglio Comunale nelle condizioni di dire la sua su come indirizzare, su come programmare l'attività amministrativa di quest'ente, è chiaro che io ricordo a tutti che questa doveva essere la giunta del rilancio. Se nel corso della mia attività amministrativa dovessi trovare degli ostacoli, è chiaro che Gibilaro è pronto con il suo gruppo in Consiglio Comunale a dare spazio ad altri che magari possono far meglio di me. L'assessore comunale ai lavori pubblici di Agrigento, Gerlando Gibilaro, ha compiuto un sopralluogo congiunto all'incrocio tra il viale Cannatello e la via Rosario di Salvo, insieme ai tecnici della Girgenti Acque, l'azienda sanitaria, i vigili urbani e l'associazione Mare Amico. Lo stesso Gibilaro afferma: abbiamo rilevato che i tombini dei pozzetti della fognatura non sono conformi alla normativa vigente perché sono forati. Dunque, in caso di sovrappieno della condotta fognaria si verifica lo sversamento delle acque nere per strada e quindi nelle acque bianche che a loro volta giungono direttamente a mare. Inoltre sono stati riscontrati dei bypass che collegano illegalmente le acque nere nelle acque bianche e tutto ciò determina grave pregiudizio all'ambiente e alla salute dei cittadini. Ho subito predisposto un atto di indirizzo al capo dell'ufficio tecnico comunale, invitandolo ad attivare le procedure tecniche e amministrative per la soluzione del problema. E in conclusione ritengo che bisogna chiedersi chi ha realizzato queste ingegnose opere, da quanto tempo sono state realizzate